Buonasera. Che cosa è accaduto davvero oggi in Unione Sovietica? È finita la breve stagione di Gorbaciov, 6 anni e mezzo sono pochi per le colossali riforme di cui ha bisogno quel paese. È finita dunque la stagione di Gorbaciov, si torna indietro di decenni con un colpo di Stato che sembra riportare al potere pieno i capi dell'esercito e della polizia segreta. Oppure Gorbaciov era andato troppo avanti perché si potesse tornare indietro, alla fine vincerà la gente, che abbiamo appena rivisto salire sui carri armati per convincere i carristi ad andare via, vincerà Yeltsin, che ha ricordato i suoi poteri di presidente della Repubblica Russa, vincerà il prudente Shevardnadze, vincerà, perché no, Gorbaciov, ufficialmente a riposo, non si sa bene se agli arresti o no, ufficialmente a riposo in Crimea. È certo che queste ore sono decisive per l'Unione Sovietica e per l'assetto del mondo che aveva cambiato faccia dopo la caduta del muro di Berlino avvenuta 2 anni fa senza che Gorbaciov muovesse un dito per evitarla.